2000 lire e mezzo chilo di carne alla settimana. Oh, sto tram non arriva mai oggi. Per principale me mena. Beh, io sono arrivata invece, ciao. Ciao, buon lavoro. Te ne dai? Ciao, ciao! Dai, muovete, sbrigate un po'. E tu in tutto quanto hai fatto? Ho fatto solo 840 lire. Io ho fatto 1200. Beato te! Beh, allora mi sprego. Stasera te venga più a casa e andiamo al cinema. Andiamo a vedere Dracula e il vampiro. Un pranzo tanto buono sul pianeta Marte non me l'aspettavo. Questa nave... 1000 di normale, per favore. Subito. Ugo! Sì! I'm ready? Anch'io! Ok. Per 200 lire velocità, Ugo! Cadotto! Hop. Quick, quick! Buongiorno. Buongiorno padre. Buongiorno Alfredo. Così dunque il nostro Alfredo non potrà più venire alla nostra scuola. No, dopo la morte di mio marito l'ho messo a fare il lattarolo e la sera andrà a imparare qualche cosa alla scuola serale. Beh, il nostro Alfredo è un bravo ragazzo e se studierà come da noi saprà trarre profitto anche dalla scuola serale. Vero Alfredo? Limoni? Limoni, signora? Via del supermercato, signora! Limoni? Limoni? Banani? Banani, signore? Banani? Quella lì? Si sta. Questa è buona. Passi una chiave, no? Allora ragazzi, chiudiamo e andiamo a mangiare. Meno male, c'ho una fame. Chiudi tu, In Pietro! anno di quella italiana dottor Zauri e altre autorità calcistiche, fra le quali il dottor Pasquale e il segretario Ronzio. Quella odierna, considerata generalmente partita molto difficile per gli azzurri, non è tuttavia da ritenersi persa in partenza. L'estro, lo spirito, la volontà e l'indubbia consistenza tecnica dei nostri giocatori potrebbero anche sovvertire tutte le previsioni. Forza, spingete! Attenta che il fiscio sta là!
avete rimediato quel gnappetta? Salute a tutti! Si chiama Spaghetti e da 2 giorni lavora con noi. Ammazza che fusto! È mio fratello più piccolo. Ci aiuta al mercato degli assi Ungheria, li mette i banchi e chiude l'ombrellone. Allora avete fatto una società? E quanto guadagnate tutte la settimana? 1800 lire, ma servono tutte quante a mia madre. Pure la mia gli servono. L'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco effettuata irregolarmente da Kubara, mentre lo Iacono effettua questo lungo lancio a Nicolè. Una tisana, per favore. Sì, subito. Caricato e messo a terra Un da cappuccino. Santa Maria, mentre Segarra effettua il rinvio controllato. Regola del vantaggio per Gento. Accortezza in difesa, occorre Gento. Salva lo Iacono, sulla palla è David, alle prese con Tejada. C'è un calcio di punizione in favore nostro. Lo Iacono. Pronto per Olimpico? 3 caffè e una Coca-Cola alla sartoria. 3 caffè e una Coca-Cola. Va bene, vado subito. Montori ancora. Rete! Ha pareggiato lo Iacono. 1-1. Italia 1, Spagna 1. Magnifica Meno l'azione. male, stavo proprio preoccupato. Applauso Dammi di sta Franco. Coca-Cola, va. Accoglie il pareggio degli italiani. Ciao Sergio, come va? Sto bene. E tu? Dove vai? Vado qui dietro a portare questo pacco, ma tu sbrigati che su ti aspettano. Ciao. Non va, vero? Aspetta. E quello lì? Vediamo quello. Questo? No. È un po' troppo chiassoso, no? Il caffè Lo è sai. pronto. Sì, grazie. Grazie. Beh, senti, andiamo a vedere le altre collezioni. Renato! Renato! Che hai fatto, una corsa? Ho una cosa da regalarti. Che cosa? Grazie. È buono. Fino a che ora lavori stasera? Fino alle 8. Anch'io. E lei che c'hai? Questo è un nostro modello estivo. Chissà quanto costa. 60.000 lire. Oh, guarda qui due. La biondina, fate a sposare! Barisò. Ultimo tocco, alzata di mano dell'arbitro, fischio Un caffè. e chiusura. Va bene, signore? Pari e patta nella canita contesa disputata oggi caro sto all'Olimpico caffè. tra italiani e spagnoli. Pronto, Paralimpico. Una battaglia ardente. 4 cappuccini, che ha visto pinturicchi, gli spagnoli 11 interno prevalere 2. a lungo 4 sul piano cappuccini, pinturicchi, tattico, 11 tecnico e interno 2. stilistico, e che ha visto anche gli italiani